Buonasera e ben ritrovati amici e amanti del futsal. Siamo qui dal Palagozzano per questo spettacolo Italian Coffee Petrarca CDM Futsal Genova. Qui per voi Alberto Penazzi in compagnia del commento tecnico di Daniele Bargellini. Ciao Daniele. Ciao a tutti, buonasera, buona partita a tutti. Partita molto importante per il Petrarca. Speriamo che vada bene, dai. Poi tu sei anche, diciamo, emotivamente coinvolto, no? C'è una città importante, quella di Genova, che per la prima volta, come appunto ne parlavamo prima, si trova su questo palcoscenico così importante, e tu, genovese, che però ci avevi già giocato a questo alto livello. Cosa dici di questo? Sì, assolutamente. Tante emozioni qua in questa partita per me, per mille motivi. La mia città, la mia famiglia, perché il Petrarca è la mia seconda famiglia, e anche mio figlio, perché logicamente questa è la squadra dove milita anche mio figlio, quindi tante emozioni stasera. Sono in campo con i ragazzi. Assolutamente, si può capire. Italian Coffee Petrarca che però appunto arriva a questa partita con 7 punti che lo vedono quindi in piena zona play-out, lotta che appunto in questo momento, se dovesse finire il campionato, sarebbe contro il Todis Lido di Ostia che tra l'altro è anche l'ultima squadra che è stata battuta dal Petrarca. Poi dopo quella vittoria 3 sconfitte pesanti, l'ultima nel campo della Color Max Pescara in settimana, e quindi anche questo, insomma, Petrarca ha bisogno di questa partita, ha bisogno di questa vittoria, ha bisogno di questi punti importanti. Dall'altra parte però CDM che comunque si trova a soli 6 punti, che deve insomma ringraziare la vittoria settimanale contro l'Arzignano, che ha significato quindi il bottino di adesso, questi 6 punti, altrettanto però in zona rossa, perché occupa l'ultimo posto insomma di quella che sarebbe la virtuale zona retrocessione. Sì, sicuramente è una partita importantissima. Di solito in queste situazioni si dice sempre una partita che vale doppio, punti doppi. I ragazzi dovranno dare più del 100%, perché sicuramente i ragazzi di Genova non sono venuti qua per fare una passeggiata. Quindi. Esatto, prima esperienza, poi tra l'altro in questo ambiente diciamo di Serie A, prima esperienza per il Petrarca, prima esperienza per il Genova, e quindi oggi insomma partita, abbiamo detto che vale doppi punti, e sarà sicuramente facile per nessuna delle due entrare in campo con l'atteggiamento giusto e far vedere sin da subito qual è il gioco. Ecco, settimane poi l'abbiamo detto, la partita diciamo di settimana, il turno infrasettimanale è completamente diverso per entrambe le squadre, perché per il Genova ha visto appunto una vittoria contro l'Arzignano, che ha risollevato dal bottino iniziale di soli 3 punti, adesso ha può vantare 6 punti in classifica, e invece poi appunto Italian Coffee Petrarca che è arrivata sul campo della Color Max con un buon atteggiamento, che però non è bastato, perché poi è maturato una sconfitta per 5-2. Vittoria che manca appunto per i petrarchini da 3 giornate, questa un'eventuale sconfitta sarebbe la 4ª consecutiva, e invece appunto prima della vittoria contro l'Arzignano il CDM Futsal Genova appunto non vinceva da ben 6 gare. Si muove la sfera e si comincia, inizia la partita, subito Genova al controllo del pallone con Pizzetta che prova subito un inserimento, la palla appunto che scivola sull'out laterale. Sì, sicuramente l'atteggiamento del Petrarca, come possiamo vedere, è una pressione alta, sicuramente si vogliono andare a prendere la partita da subito. E quindi Petrarca parte subito con una buona pressione, ma il pallone è per Leandrigno. Leandrigno fa girare la palla, subito un 1-2 velocissimo. Ancora in avanti Pisetta, miglior marcatore in questo momento della CDM. La palla è nel mezzo, interviene subito Moretti, la fa sua, che però non si rende conto dell'intervento da dietro. Si può ripartire però, adesso Petrarca può impostare con calma la manovra, subito a cercare sull'out di sinistra, la palla centrale, subito l'incursione, Dudu Costa è capitano. Palla che scivola sull'out, però assolutamente Petrarca prima rischia e poi attacca. Il calcio a 5 del resto è così, insomma, una dietro l'altra, pallone. Molto bravo Moretti, molto bravo, uscire in croce brasiliana. Con la spalla, pazzesco intervento. Petrarca ha bisogno di tenere subito questa partita viva sin dall'inizio e non può lasciarsela scappare. Pisetta quindi andrà a battere questo corner. La battuta per Leandrigno. Leandrigno con la suola. A girare questa palla, trascina con sé la difesa del Petrarca. Si ritorna indietro, Pisetta. Intervento deciso. Ottimo Cividini, ha conquistato un ottimo pallone. Adesso non bisogna avere fretta, bisogna giocare con determinazione. Eccolo qua, grande Cividini. Bene, insomma,
Partita comunque che se rimarrà difficile, se è difficile all'inizio sarà ancora peggio man mano che passano i minuti, perché sicuramente non ci sarà modo di sbagliare in nessuna occasione. Subito il pallone, Cividini prova con il sinistro, ribattuto da Pisetta, allora Leandrigno. Leandrigno rischia tantissimo, però poi se la cava. Ancora Pisetta, prova a allungare questa palla, ma che Moretti può controllare facilmente. La fa scorrere e poi sfrutta l'inizio dell'area di rigore. Riparte Petrarca. Subito il pallone alla ricerca di Cividini. Cividini si gira. Buono il sinistro, troppo alto però. Può fare scorrere questo pallone. Genova che ora ripartirà dal fondo per questa gara che, come l'abbiamo detto, l'ha detto anche in settimana. Attacco qui in avanti a cercare Pisetta. Pisetta il numero. Prova a mettere il pallone centralmente, bloccato giustamente, quindi riparte Dudu Costa. Dudu Costa controlla, la palla esce. Intervento difensivo determinante, ma si può notare, esatto, si può notare immediatamente la pressione Petrarca, che sa quanto questa partita possa essere importante. Ottimo tiro di Cividini, ha provato lo schema. Questo è molto importante, che le squadre tengano, come stanno facendo, le difese molto alte con grande intensità, perché è questo che può mantenere, può decidere un po' le sorti dell'uno o dell'altra. Adesso Dudu Costa perde il Pizzo allarga il pallone per De, controlla, punta l'uomo davanti a sé, sembra saltare la palla sul sinistro, esce, occasione insidiosa questa per Petrarca. Sì, bel tiro. Come dicevamo appunto prima, settimane diverse per queste due squadre, una settimana con sconfitta per il Petrarca, una settimana con vittoria appunto per Genova, che poi era solamente 3 punti e quindi potrebbe essere, con eventuale vittoria oggi, una settimana trionfale. Qui Moretti controlla con il petto e fa scorrere il pallone. Sarà dunque rimessa laterale, sì, per Genova. Leandrigno, ancora Leandrigno per Pisetta. Leandrigno porta questo pallone ancora nella zona di centrocampo, pallone forse uscito, non ravvisa così l'arbitro. Prova il tiro Titon, subito Moretti, attento, molto attento in questa prima fase di gioco Moretti, è importantissimo. Quanto è determinante il ruolo del portiere, no? In questo sport, assolutamente, Daniele, giusto? Sì, il ruolo del portiere in queste situazioni qua, soprattutto nel calcio a 5, è determinante. Cividini, palla nel mezzo, mamma mia, il gol del Petrarca, ed è un 1-0 importante, 1-0 determinante di De, parte bene il Petrarca, 17-12. Posizione anche molto difficile da far gol, perché così sul laterale è veramente difficile, passata nell'unico posto dove poteva passare. Defilatissima questa palla, e il vantaggio che Petrarca aveva bisogno, un inizio così era quello che serviva agli uomini assolutamente di mister Giampaolo, sicuramente. Adesso Genova deve rispondere per rimanere in partita, la CDM deve farlo immediatamente. Sì, allora adesso i primi minuti sono decisivi. Dopo un gol ho sempre avuto allenatori che dicevano che dopo il gol i primi 2 o 3 minuti sono quelli che possono determinare subito un altro gol, perché le due squadre, sia quella che ha fatto gol che quella che ha subito, tendono a perdere quel piccolo Lombardo, concentrazione. Pallone scorre sul fondo, allora vedremo se sarà vero. Subito sì, riparte dal fondo, quindi Petrarca. Questo pallone morbido per Dudu Costa, subito in avanti, cercare un appoggio, movimento un po' lento, poi si riparte. Alba per Costa, bella prova azione, con la punta. Era venuto bene, peccato che la pissata è stata un po' troppo avanti e quindi Dudu Costa non è riuscito a dare il colpo come di solito lui sa fare, perché avrebbe sfondato la porta. E allora ancora Genova con Titon. Porta questo pallone, Titon reduce anche dall'ottima prestazione contro l'Arzignano. La palla in avanti per Leandrigno. Leandrigno con il sinistro la mette nel mezzo, non c'è nessuno dei suoi compagni che può raccogliere l'assistenza. Sicuramente sa bene Genova quali sono i suoi uomini importanti e chi può fare la differenza. Petrarca, che ha trovato il vantaggio, manna dal cielo sicuramente per un inizio di questa partita. Sì, è molto importante gestire questa gara, e quindi
a seconda di come verrà gestita proprio anche a livello emotivo si potrà capire chi è che la squadra porterà a casa i 3 punti. Allora Titon ancora, laterale sempre dall'out di sinistra, quello di Leandrigno dove può controllare. Ancora Leandrigno centralmente alla ricerca di Titon che fa girare questo pallone. Cerca varchi, Genova, Petrarca è chiuso bene, Pisetta. In allungato l'out di destra, ancora Pisetta centralmente. Cerca Titon, Titon va via ma non riesce a tenere la palla in campo. E allora ne approfitta Petrarca. Che può battere questa rimessa velocemente, la palla in avanti alla ricerca di De, la parata decisiva. Ottimo intervento. Insomma, grande intervento, questo poteva essere il secondo gol tra l'altro di De che in settimana non, insomma, era stato anche un po' punzecchiato forse, no? Dal presidente Morlino. In avanti adesso Foti in avanti, mamma mia, conclusione pazzesca, la palla poi che esce, salvato dall'incrocio dei pali Moretti in questo caso. Tiro importante di Foti. Petrarca che rimane sempre in vantaggio 1-0, Genova che ci sta provando assolutamente. Un ottimo contropiede, sono partiti molto velocemente Genova e la palla sfilata un po' troppo larga ha picchiato sull'incrocio, quindi. Ancora Titon, la palla però era fuori, sembrava buono, poi prosegue l'azione ma nulla di fatto, aveva già fischiato il direttore di gara e quindi si riparte dall'out laterale. La palla in avanti, può provare a controllare Petrarca, invece scivola subito il pallone, un rilancio lungo nell'area di nessuno, dove Moretti potrà poi ripartire con calma. Sì, c'è stato un rimpallo, non è riuscito a stoppare bene la palla, se no anche questa poteva essere una palla pericolosa, visto che comunque era da solo. Vediamo Alba va via, azione di forza, cerca il suggerimento, la palla nel mezzo, intervento importante di Pozzo, è il secondo in questa partita, questa palla diventava veramente un filtrante particolare. Riparte Petrarca con Moretti, questo pallone lungo alla ricerca di De che sembra veramente in forma ma può controllare bene Pozzo riparte da Foti per Pizzetta, miglior marcatore, ripetiamo appunto con 6 reti in questo campionato, miglior marcatore per Petrarca è il capitano Dudu Costa, anche lui con 6 reti. Sì, penso che comunque il valore in campo, soprattutto da parte del Petrarca, non rispecchia poi la classifica, perché i giocatori sono veramente di grande livello e è uno spettacolo vederli giocare. E quindi Petrarca in vantaggio 1-0 quando 14:30. In questo momento prova a salire, la palla sembra buona, la ricerca di De, una deviazione anche, quindi si riparterà dall'angolo, dice di no l'assistente e quindi Yuri Pozzo partirà quindi con le mani alla ricerca subito di Foti. Genova che deve subito recuperare questo 1-0 per Petrarca, palla per Titon la porta avanti, un intervento importante. Sì. Bravissimo Alba qui, può ripartire, la fa scorrere con la suola, azione di forza di Alba, insiste, non la cede, c'è anche un tunnel però futile, forse un fallo, non è così per l'arbitro. Riparte quindi Genova, Titon ha due opzioni, sceglie quella di sinistra, intervento bravo, di Moretti. Diego, bravo Moretti, bravo. Protagonisti qui i portieri, poi scintille in mezzo al campo, scintille tra Foti e Alba. Alba spiega al direttore di gara che c'è stato un contatto molto duro prima, l'abbiamo visto tutti sicuramente, però indubbiamente se non ha ravvisato così si proseguirà con il gioco. Sì, in realtà l'hanno stretto in due, quindi col fatto che ha provato a saltarli. C'è d'angolo, palla nel mezzo, fermata poi, quindi ancora in attacco Genova. Petrarca sta un po' soffrendo in questo momento. Foti la porta in avanti, sul lato di sinistra la palla scorre in mezzo, un intervento del Petrarca a allontanare, Tito lascia uscire. Ottima la difesa in questo momento. Una buona tiro futile di Foti. Adesso ci sono i giusti cambi per fare riprendere, diciamo, e magari anche cambiare un attimo la situazione. Poi Alba si è dimostrato determinante fino ad ora, poi per evitare magari un eccesso di foga in questo momento ha preferito così mister Giampaolo. Sì, magari un po' anche il fatto che si sia un po' innervosito lì, che lo hanno un po' stuzzicato. Esatto. Forse era meglio farlo sbollire, ecco. Allora Dudu Costa in avanti, palla buona, si può continuare, ancora indietro però in questo caso il Petrarca preferisce impostare il cerchio di centrocampo. Dudu Costa fa scorrere, complice anche l'intervento di Foti. Riparte quindi dal fondo. Palla buttata fuori dal
dal Genova. Adesso vediamo se riusciamo con... E Pozzo, la palla nel mezzo al Porca palo. miseria, vedi. Una traversa prima per il Genova, adesso un palo clamoroso per il Petrarca, portiere battuto. Allora adesso ci vedi in avanti, prova a mettere la palla per Dudu Costa. Bella uscita di Pozzo. Ancora ottimo intervento, portieri protagonisti fino a questo momento, Legni e portieri protagonisti per tenere questo risultato sull'1-0. Qui adesso un pallone sbagliato da Moretti, non si intendono i bianconeri in questa occasione. Vedi come il mister stia facendo dei cambi uno dietro l'altro in modo da tenere sempre altissima l'intensità sia di difesa che d'attacco del Petrarca. Luft ora, cerchio di centrocampo. Ancora Luft, la mette sulla sinistra, la fa proseguire per Juanillo. Juanillo con la suola, tiene lontano Dudu Costa, poi un tacco. Ancora Dudu Costa, può impostare adesso per Moretti. Riparte adesso Petrarca al cerchio di centrocampo, può essere una buona progressione, la palla in avanti, prova a saltare il portiere, intervento ancora, l'ennesimo. Bello. L'ennesimo di Pozzo. Intervento pazzesco anche questo. Con la mano di richiamo, con quella palla che sembrava poi sorpassarlo, invece ha fermato l'avanzata del Petrarca. La palla nell'out di sinistra, Juanillo prova ad andare via. Come stavo dicendo, mister Giampaolo sta tenendo altissimo l'intensità di gioco del Petrarca perché sta facendo continuamente cambi in modo che i ragazzi siano sempre al 100% della loro prestazione. Veramente importante anche il supporto che sta dando il mister. Adesso quindi Moretti ripartirà, lancio lungo alla ricerca di De. La tocca forse con una spalla e quindi poi il pallone scivola sul fondo, si spegne l'occasione. Quando sul cronometro sono 11:56 minuti che scorrono. Mamma mia, qui intervento da dietro di Juanillo importantissimo che permette a Genova di ripartire. Ancora la palla per Juanillo, l'aggancio e poi Moretti presa sicura tra le sue braccia. Questo pallone. In questi momenti quando c'è il contropiede sempre bisogna ragionare, se no si può rischiare sempre di prendere il contropiede e il contropiede non sta bene. Nel frattempo ennesimo cambio tra Dudu Costa e Alba, rientra Alba. Proprio lui ora che tocca il pallone con la suola all'indirizzo del numero 6 Petrarchino. De ancora pallone nell'out di destra, poi scambiano i due. De ancora con calma può portare questo pallone. Centralmente si sblocca un'occasione. Porca miseria. Gioco di gambe importantissimo, però ancora una volta la difesa di Genova sembra sapersi difendere e non concede il 2-0 a Petrarca, che vorrebbe dire forse magari anche un break positivo. Alba così, una direzione con la mano, il gol. Grande gol. Che gol di Alba, Meritato. 2-0 Petrarca, che poi va sulle tribune a dedicarlo ovviamente a moglie e figlia. E adesso per ora è festa Petrarca, con 11 sul cronometro, 2-0, tante occasioni comunque per le due squadre, assolutamente Daniele, tantissime. Sì, beh, questo è il futsal, questo è il bello del futsal, lo spettacolo ma la cosa bella è che comunque per adesso le emozioni più belle ce le sta dando il Petrarca con questi due meravigliosi gol. E quindi Petrarca che conduce 2-0 ora. E ancora porta palla Alba. Poi rientra per cercare l'intervento di Luft. Questo diciamo è un po' di mestiere di Alba che ha aspettato l'intervento, no? Sì, Alba a livello tecnico è uno dei più forti giocatori che ci sono in Serie A. Quando ti punta è difficilissimo riuscire a prenderlo, quindi molte volte sono costretti i difensori a far fallo perché veramente... Eccolo ancora qui, un altro fallo. Genova sta spendendo veramente tanti falli per cercare di fermare Alba, che sembra veramente in giornata. Un gol per lui, ricordiamo la prima rete è la rete di De che sblocca il risultato, poi una traversa, molto probabilmente anche un incrocio dei pali, quello che era per Genova, e poi il palo del Petrarca e poi la rete del 2-0 targata Alba. Sì, adesso il Petrarca non dovrà pensare che la partita si stia mettendo facile e quindi dovrà continuare a tenere questo ritmo che sta tenendo. Per De, il tiro, il palo, è il secondo palo del Petrarca questo. Questa volta forse anche Pozzo era battuto. Sì, perché era passata. Il Petrarca ha dei tiratori veramente eccellenti, quindi anche questo è un'arma in più per poter portare a casa la partita. Leandrigno qui non controlla e quindi la palla esce nell'out, ripartirà Rever, quindi pallone cercato all'indirizzo di Alba, è troppo lungo, riparte dal fondo Pozzo, ma
adesso il Petrarca ha un vantaggio importante, perché 2-0 in questo momento può essere un vantaggio importante, deve sfruttarlo a suo favore assolutamente. Sì, anche se nel futsal due gol non sono niente, perché si possono ribaltare partite anche all'ultimo secondo, ma dobbiamo assolutamente vedere che il Petrarca lavori anche molto di testa, ragionare, quindi tenere possesso palla, non sprecare palloni, non rischiare niente, continuare a giocare in questa maniera, perché è il giusto modo di portare a casa questa partita. E allora centralmente ancora può giocare il Petrarca, scambi tra Dudu Costa centralmente, e prima cerca il pallone lungo, adesso la ricerca di Cividini. Cividini con la suola, muove questa palla, prova poi il sinistro, palla che sorvola la traversa di un Nente e l'arbitro quindi ravvisa il calcio d'angolo con l'intervento di Pozzo. C'è Cividini che rischia sempre la multa di velocità, perché i suoi palloni superano sicuramente il limite di velocità consentito. Sì, Quindi gran botta anche questa. Dudu Costa si era coordinato discretamente per poi però calciare non bene questa palla. E allora ancora Genova dal fondo con Leandrigno, il numero 10. Fa viaggiare questa palla per Foti. Dall'altra parte Pisetta, numero 8, cerca il pallone lungo per Juaniglio. La testa centrale ancora Dudu Costa. Foti però fa scorrere con la suola, è destina a Pozzo. Pozzo dal fondo con il destro, prova a allargare, la palla è lunga. E le due squadre adesso sembrano insomma in un momento non proprio semplice. Rientra Vitale in questo momento per il Petrarca. Italian Coffee che ha bisogno di questa vittoria, ha bisogno delle partite in casa, come poi tutti e 7 i punti sono maturati tra le mura amiche, tra le due vittorie e il pareggio. Adesso qui forse è un fallo di mano, è così, fallo di mano di Foti e quindi riparte Petrarca. Sì, siamo già al terzo fallo, quindi diciamo che se il Genova continuerà, eccolo, questo è un altro fallo. Qui è un altro fallo, veramente irruenti i giocatori di Genova. Questo però è un rischio per la squadra. Si lamenta Juaniglio con l'arbitro, però questo intervento è falloso ed è stato ravvisato così. Sì, questo è un rischio che per Genova, perché adesso siamo al quarto fallo, se continuerà con questo ritmo di falli arriveremo presto al sesto fallo e anche questo potrebbe essere un altro spunto per il Petrarca. Nelle file del Genoa adesso è entrato Lombardo ed è uscito Foti. Il numero 2 proprio ora controlla il pallone per Pisetta. Pisetta su Dudu Costa, è un rischio anche questo. Non riesce a intervenire poi il capitano dell'Italian Coffee. Ora Pisetta sul punto di battuta. Destina il pallone con il mancino Leandrigno. Leandrigno allarga il gioco, di nuovo Pisetta centralmente. Alba in pressione. L'intervento importante che interrompe il gioco di Del Pizzo. Petrarca che ha bisogno di questi punti e sta lottando per averli, anche perché eventuali 3 punti vorrebbero dire il raggiungimento di 10 punti in classifica e quindi magari cercare anche di abbandonare con un po' di fortuna con gli altri risultati questa zona play-out, che è veramente insomma una zona difficile da affrontare. Insomma, sicuramente gli uomini di mister Giampaolo sanno bene quanto è importante, l'abbiamo visto anche dal riscaldamento, Daniele, no? Abbiamo visto facce decise, grida e poi tanti applausi di incoraggiamento dai più giovani ai più vecchi del gruppo di questa squadra. Sì, si vedeva che fin dall'inizio... Attenzione, intanto Juaniglio, nulla di fatto. No, anche Genova sta giocando molto bene, nel senso che le sue occasioni le sta creando, però poi quando arrivano davanti mancano dell'ultima zampata. Zampata che per ora però a Petrarca non è mancata nonostante i legni, no? Assolutamente, assolutamente i ragazzi di Giampaolo. Adesso c'è questa partenza, Juaniglio! Grandissima parata di Diego Moretti, bravissimo. Intervento di Moretti determinante, così come lo erano stati in precedenza quelli di Pozzo, per evitare a Petrarca di aumentare il suo vantaggio, e ora sarà quindi calcio d'angolo per Genova. Il pallone di Leandrigno lo mette nel mezzo, cerca una deviazione, Vitale interviene, poi per Alba che però non può tenere in campo questa palla. Grande parata in croce, questa si chiama croce, la croce di Diego Moretti veramente è stata eccellente. Eccellente quindi Moretti, eccellenti portieri fino a questo momento, tranne appunto quei 2 gol che restano
un vantaggio tra queste due squadre, ma 2 gol appunto nel futsal possono significare veramente molto poco. Gioco di gambe di Leandrigno alla ricerca di Pisetta. Pisetta la mette nel mezzo, una deviazione difensiva dell'Italian Coffee, poi riparte Alba, la percussione, Alba per Vitale, Vitale col mancino! Bello. Adesso quello che non deve fare il Petrarca è farsi schiacciare in difesa, perché manca ancora tanto, quindi dobbiamo rialzare l'intensità di difesa e lasciare, vedi, ecco questo. Ecco qui Genova non si intende, malinteso tra Lombardo e Leandrigno, e quindi Vitale col mancino a cercare un'altra trama offensiva per Petrarca. Alba ancora all'indietro. Petrarca deve tenere il possesso palla, e quando c'è la palla a Genova alzare sicuramente l'intensità di difesa. Questo è quello che la formula magica, che non è facile da dire ma difficile da mettere in atto, soprattutto in partite così importanti, dove ci si gioca tanto, e forse anche insomma questa stagione potrebbe cambiare, una svolta potrebbe essere data oggi, ecco, per Petrarca potrebbe essere la partita della svolta. Allora ancora qui la palla però intercettata, può ripartire Titon, il controllo, Pisetta aveva cercato, anzi no, Juanillo aveva cercato un inserimento centrale per Leandrigno, palla però che è stata deviata dalla difesa del Petrarca. Pallone buono, Pisetta ribattuto fuori da Alba. Questa fase di gioco Genova deve riacciuffare questo risultato. Sì, 7 minuti sono tantissimi, e Genova sicuramente deve provare, perché entrare negli spogliatoi con un risultato un po' diverso da questo sicuramente a livello di morale sarà. Pozzo in avanti per Juanillo. Juanillo fa scorrere questo pallone, cerca Titon. Titon appena rientrato prova, cerca una trama sul fondo, l'intervento di Alba, l'ennesimo intervento di Alba, sembra veramente in giornata. E poi la palla nel mezzo, battuto subito, Pisetta al volo, pallone che si spegne addirittura nell'out laterale, e quindi altro cambio per Petrarca, anzi doppio cambio per Petrarca nelle file quindi bianconere. Ancora Moretti, autore di un'ottima prova per ora, poi Petrarca prova a ripartire, pallone però intercettato. Allora Titon sempre nella tre quarti offensiva, Pisetta, la conclusione, scivolata determinante del capitano Dudu Costa. Una sicurezza, grande qualità, grande calma, grande determinazione. Leandrigno batte alla ricerca di Juanillo, la conclusione è buona, il tempismo pure, però la mira è un po' sbilenca e quindi Moretti ringrazia e può ripartire dal fondo. Moretti con questo pallone, autore di ottime parate oggi, veramente in giornata, Reve si fa anticipare, però comunque resta la rimessa per il Petrarca. Sull'out di sinistra va Dudu Costa, autore di, diciamo, un'ottima stagione l'annata passata, riconfermato poi quest'anno, e quindi anche lui uomo chiave, nonché capitano di questa rosa. Reve va via con un numero, fa scorrere questo pallone, Pisetta determinante ad evitare l'intervento di Dudu Costa che poteva valere il 3-0 per Petrarca. Sì, c'era De in una posizione un po' più facile, però ottima azione di Revert, veramente. Ancora Revert, allora cerca Leandrigno però con la spalla, devia questo pallone, sarà ancora rimessa laterale per gli uomini di mister Giampaolo. Cerca questa palla, prova il tiro ora, conclusione che si spegne sul fondo. Petrarca chiede un altro calcio d'angolo, non è così, non è così. E allora Pozzo, scusate, potrà ripartire dal fondo, Yuri Pozzo. Questo pallone per Leandrigno. Ora Genova riparte dal basso, Juanillo. Era intervenuto bene il Petrarca per cercare di rubare il pallone. Titon fa scorrere questa palla che poi termina fuori. Altro break, riesce a intervenire nuovamente bene il Petrarca e riesce a riottenere questa palla sull'out di sinistra. Ancora Dudu Costa. Vedi come il Petrarca continua a fare cambi veloci, contrariamente a Genova che comunque bene o male sta tenendo molto gli stessi giocatori, quindi anche questo è un elemento importante per la storia e la dinamica di questa partita. Cambi veloci magari anche per non dare punti di riferimento, no? Quella che può essere la difesa avversaria. Qui Juanillo prova un numero e c'è l'intervento subito di Urio, attento, che non lascia
via di scampo alla manovra offensiva genovese. La palla ancora rilanciata in avanti, ancora Juanillo con il petto che devia in rimessa laterale. Ci separano 5 minuti e 42 secondi dalla fine di questa prima frazione di gara. Petrarca che conduce per 2-0 con le reti di De e di Alba. Ora Urio dal fondo prova ad andare via, un errore, clamoroso errore di Urio che lascia questa palla sul posto, e poi c'è questa rete Juanillo che ne approfitta e c'è il gol di Genova che accorcia le distanze. È un gol importante perché questa partita lo era anche sul 2-0, ma è sempre più aperta in questo momento sul 2-1. Gol quindi di Juanillo che accorcia le distanze. Genova che adesso è a una sola lunghezza dai padroni di casa dell'Italian Coffee, ingenuità difensiva dei Patavini, e insomma ora c'è bisogno di una risposta da Petrarca che deve continuare a rimanere in vantaggio, non può permettere errori. Dudu Costa allora, la palla in avanti, Urio cerca questa palla alta, troppo alta dal fondo, quindi può ripartire Genova. Palla veramente lasciata lì, un'ingenuità che però può succedere, insomma, giocando. Juanillo, altro aggancio dopo la rete, sembra in forma. Juanillo nel mezzo, interviene la palla di Pisetta, intercettata da Dudu Costa, palla che esce, sarà ancora palla per il Genova. Sembra buona, il buono momento di forma del Genova. Allora Titon insiste, poi c'è un fallo, intervento di Moretti. Duro, intervento da dietro di Cividini, e adesso insomma Petrarca deve fermare questo momento del Genova, lo deve. Moretti a terra, dolorante. Partita che si è improvvisamente, diciamo, è cambiata, ha cambiato il suo normale svolgimento con questa rete importante di Genova. Cosa può succedere adesso sicuramente? Beh, questo gol sicuramente dà una maggior spinta a Genova, perché comunque è capitato anche così per caso, perché questo è stato proprio un incidente, non è stata conquistata realmente dal gioco di Genova, quindi certe volte però queste cose qua servono per darti ancora più spinta, perché ti gira la fortuna e in campo prendi coraggio. Chissà che sia così allora per Petrarca, lo auguriamo, invece chissà che non sia così per le file del Genova. Quindi Pisetta sul punto di battuta, si riparte da questo calcio di punizione con rispettiva ammonizione per Cividini. La palla per Juanillo, prova, altra conclusione che però finisce alta. Moretti controlla con lo sguardo. Si può quindi ripartire dal fondo, partita aperta più che mai. Un occhio anche ai falli però di Genova, che sono 4, e quindi deve stare attento. Moretti al lancio lungo, la ricerca di Cividini con il petto a portiere battuto. C'è anche l'intervento di Pisetta che è determinante, e quindi può ripartire dal fondo Genova. Intervento che è stato buono, buon lancio di Moretti, e buono anche l'intervento di Cividini, poi però fermato, quindi Pisetta determinante. Palla in avanti che scivola fuori nuovamente. Sì, come puoi vedere però quando il Petrarca pressa con grande intensità, Genova butta fuori le palle, butta via le palle, quindi è importante. Questo è importantissimo. Se il Petrarca vuole portare a casa questa partita, deve continuare a giocare in questa maniera. E allora Alba in fondo per De che porta questo pallone contro di lui Titone Leandrigno, li aggira, palla in avanti per Cividini, usa benissimo il corpo, però poi c'è un tocco di troppo e quindi può ripartire Genova con Pisetta. Sì, in realtà Cividini, anche se è abituato a questo tipo di pressione da parte dei difensori, però comunque aveva tutte le mani addosso. Occhio Alba, Alba prova ad andare via. De, ancora per Alba, il pallone adesso sembra essersi raffreddato, non è così. Cercato la palla nel mezzo, l'inserimento, ancora il colpo di testa di De. Nulla da fare, applausi però per questo Petrarca che nonostante la disattenzione del gol dimostra di essere più che mai in partita e vuole dimostrare che è stato solo un errore. Sì, no, è stato un incidente, io direi, è logico che può capitare, quindi non c'è sicuramente da prendersela troppo. Continuare a giocare in questa maniera sicuramente porterà altri gol, dai. Piccola sosta quando siamo a 4 minuti e 19 dall'intervallo. Genova sotto di una rete e quindi un'unica distanza che divide il Petrarca e il Genova. Partita appunto sentitissima, lo ripetiamo, in piena zona rossa. Chi vince potrebbe arrivare a prendere quei punti che valgono veramente doppio per allungare anche su una diretta avversaria. Leandrigno qui, spalle alla porta. Prova a ripartire Genova con un lancio veramente troppo alto di Foti. E allora
si ripartirà dalla rimessa laterale ed è velocissimo, forse troppo velocissimo in questo momento, troppo veloce ed è in questo caso, e quindi la rimessa cambia padrone, sarà Leandrigno a Una giocarla battuta rapida. troppo avanti, l'arbitro gli ha cambiato direzione. Adesso Pisetta sul punto di battuta per Foti. Foti per Titon. Titon con la suola. Gestisce questo pallone e avanza. Adesso Pisetta. Foti ancora per Titon. Pisetta, pallone centrale, intercettato da Cividini, deve evitare l'errore e ci riesce, un po' di difficoltà. Qui Leandrigno la fa scorrere, poi il sinistro che si spegne, non serve neanche l'intervento di Moretti, palla fuori, calibrato male forse l'intervento. Sì, quello che il Petrarca non deve rischiare è questo, nel senso che va bene tenere palla, però stare attento che soprattutto in difesa non bisogna rischiare nulla. E non bisogna quindi più commettere, diciamo, errori come quello di prima, anche se abbiamo deciso di definirlo incidente, anche perché è normale in queste partite che valgono veramente tantissimo. Ricordiamo la situazione appunto delle due squadre, Genova che è in piena zona retrocessione in questo momento, zona virtuale, ripetiamo, perché il campionato è ancora lungo, a soli 6 punti, invece a 7 punti c'è il Petrarca in zona play-out momentanea. Si riparte quindi con il gioco. La classifica è molto, molto corta, quindi in questo momento non si può parlare. Zona, quindi ora il Petrarca per rimettere in gioco questo pallone. Moretti con le mani, lungo, le cerca di Del Pizzo. Moretti, la palla nel mezzo, intervento. Mamma mia, può ripartire adesso Genova, ma altra palla buona, altra occasione per l'Italian Coffee che sì, deve crederci. Bella palla data anche da Moretti, perché il passaggio con le mani era stato veramente molto calibrato. Alba ancora allora dal fondo gestisce questo pallone, cercare un'altra maglia nera, la trova in rever, la palla per Dudu Costa. Ecco, adesso il Petrarca deve uscire da queste posizioni perché non si... Forse un fallo, la recupera il Genova e c'è un'altra ammonizione, la seconda per il Petrarca. Adesso è rever l'ammonito, Leandrigno aveva portato via questa palla importante. Ora entra capitano Ortisi nelle file del Genova, proprio al posto del numero 10 del Genova. Partita complicata adesso per Petrarca perché è sì in vantaggio, ma 3 minuti dalla fine del primo tempo potrebbe cambiare qualcosa. Seconda ammonizione, quindi adesso ai danni di rever e punizione andrà a battere Foti. Sì, non deve subentrare la paura. Qua i ragazzi devono giocare come stanno facendo, alzando l'intensità senza paura, perché è la paura che può fare brutti scherzi, solo quello. Foti al tiro, la palla si spegne sul fondo, era uno schema quello con Pisetta, nulla di fatto. Moretti controlla solamente con lo sguardo, ma anche lui ha avuto il suo bel da fare fino ad ora. Allora la palla ancora lunga alla ricerca di rever, però troppo lunga, lunga anche per l'ultimo uomo del Petrarca che non ha potuto controllarla. Titon allora muove questa palla alla ricerca di Foti. Foti fermato da rever, ma può ripartire ancora dal fondo. Allora l'estremo difensore per le mani per Titon, recupera subito. Adesso Alba per rever. Attenzione Dudu Costa, intervento però di Pisetta, rammenta un fallo di mano il capitano dell'Italian Coffee, così non è però per il direttore di gara. E quindi Moretti per Alba. Alba va in percussione, aveva saltato il primo uomo, il secondo non è riuscito e allora Ortisi l'ha ostacolato a dovere. Può ripartire Genova. Pisetta in avanti per Ortisi, intervento subito rapido di Dudu Costa in pressione. Dudu Costa che carica i suoi da buon capitano e ce n'è bisogno perché in questo momento Petrarca è un po' schiacciato. Ortisi lì dietro per Pisetta alla ricerca di Titon. Titon controlla questo pallone, lo porta in avanti, il tiro, Moretti in due tempi la fa sua e poi la palla troppo alta, sbaglia il rilancio il numero 19 dell'Italian Coffee. Allora sarà palla a Genova, esce ancora Alba, questa volta entra De. C'è il numero 7, entra il numero 8 dell'Italian Coffee. E la rimessa in gioco sarà per Genova.
possono ripartire i liguri con questa palla, buona per Foti che cerca Pisetta. Pisetta per Titon. Ancora Pisetta nella sua metà campo che prova a eludere le marcature. È la seconda volta che scivola il numero 6 in maglia petrarchina. Purtroppo lì il campo è da sistemare. Dudu Costa può ripartire, può essere buona ripartenza, troppo lunga la palla per De, ma adesso Petrarca deve aumentare, deve cercare di aumentare questo gap, perché una sola rete è veramente veramente troppo poco. Tanto mentre sistemiamo questo campo, CDM in Futsal Genova che appunto nella zona rossissima della classifica, che però anche con la peggior difesa, mentre affronta quello che è il peggior attacco, quello dell'Italian Coffee, almeno fino a questo momento. La sfida non sta tradendo le aspettative, è veramente uno scontro serrato tra queste due formazioni. Sì, c'è da dire che il Petrarca in questo momento ha incontrato tutte le squadre di alto livello, tutte squadre di prima fascia, quindi comunque non è facile fare gol a squadre con elementi come Acqua e Sapone, Pesaro e altre. E tu lo sai bene, appunto, quando si gioca in questa disciplina c'è bisogno anche del calore del pubblico, di avere la gente vicina, e quella che era stata insomma la promozione dell'anno scorso aveva portato molto entusiasmo nell'ambiente appunto dell'Italian Coffee, che proverà in tutti i modi a risollevare questa stagione che, come ha detto anche in settimana il presidente, non è insomma non si trova, non fa trovare Petrarca nella zona di classifica che si aspettava. Ora però può ripartire con Dudu Costa al Petrarca. Torniamo sul campo, Rever per De, la palla per Rever ancora centralmente, fermato il gioco, un rimpallo che favorisce il Petrarca, che adesso si trova nella tre quarti, quindi offensiva, quando manca 1 minuto e 28. Sì, questo minuto adesso va tenuto il possesso palla, e più teniamo possesso palla e meglio è, perché allora il tempo scorre. Arriva. De controlla il numero 8 del Petrarca, un tacco difficile, Dudu Costa in estirada per tenere il pallone dentro. Allora Foti per Luft, Ortisi deposita Foti, la palla è alta, non serve neanche l'intervento di Moretti. Altro cambio, entra di nuovo Cividini per dare quel peso e centimetri in più davanti. Sì, giusto tenere palla e dare la possibilità agli esterni magari di rifiatare, venire incontro e provare il tiro. Allora ancora Moretti con le mani a cercare Cividini, che usa il corpo, muove questa palla con la suola. Cividini resiste a molte cariche, però perde palla ora. Allora Titon può ripartire, Titon all'intervento, la ferma Moretti. Alba che muove questa palla e la cede a Urio. De che aveva giocato, ancora per Alba per Cividini, usa il fisico, non c'è fallo, ancora Cividini. Grande protezione del pallone di Cividini, veramente. Cividini la mette, buona per Urio, intervento difensivo importante, poi De, mamma mia. Pallone fermato sulla linea, può ripartire ora Genova, ma che occasione per il Petrarca. Foti in avanti per Ortisi per Titon, mamma mia che occasione che ha avuto il Petrarca, occasione importantissima, fermata veramente sulla linea. Qui Moretti, e poi sono solo 13 i secondi sul cronometro. Poi adesso anche messo fuori il pallone giustamente, con un ottimo fair play da parte dell'Italian Coffee, ma dalla mia postazione la stavo vedendo entrare la palla, poi ho visto il piede che l'ha tirata via, sembrava gol. Da qui assolutamente sembrava gol, ma il Petrarca deve continuare a crederci in questa maniera, deve crederci e far passare questi 11 secondi. Poteva essere 3-1, ma è 2-1 quando manca veramente pochissimo alla fine della prima frazione di gara. Molto nervoso, questo lo possiamo giustificare, Mister Giampaolo. Allora Alba ancora, forse l'ultima percussione, la sirena sancisce la fine di questa prima frazione di gioco. 2-1 per il Petrarca. Si va negli spogliatoi e vedremo poi nella seconda frazione di gara cosa succederà.
Eccoci qui di nuovo in collegamento dal Palagozzano per la seconda frazione di gioco. Ricordiamo Petrarca che conduce 2-1 contro CDM Futsal Genova. Partita complicata, complicatissima. Tra l'altro appunto possiamo aver denotato la tensione dei giocatori di entrambe le squadre, a ricordare quanto questa partita possa essere difficile e importante. Sul punto di battuta capitano Dudu Costa con Cividini, e ora inizierà appunto la seconda frazione di gioco. Il quintetto iniziale del Petrarca è pronto. Allora Costa cerca subito Del Pizzo, la ricerca di De per Dudu Costa. De dal fondo, rilancio lungo, la ricerca della fisicità di Cividini. Può controllare però l'estremo difensore del Genova. Adesso Pizzetta, Titon porta questa palla, poi con il tacco la ricerca di Pisetta per Lombardo. Ancora Genova nella sua metà campo cerca di impostare questa manovra, palla per Lombardo, prova ad andare via, l'intervento di Dudu Costa, interviene direttore di gara. Intervento insomma è inciampato duro. però, è inciampato Dudu, quindi è caduto e appunto Costa vediamo che si scusa, non poteva appunto fare niente essendo scivolato, è caduto addosso a Lombardo. Il ritmo della partita è iniziato bene, in alto. Adesso vediamo come si comporteranno le squadre, se terranno questa intensità. Senz'altro Genova ha bisogno di trovare questo gol, e altrettanto Petrarca di trovare il gol per allungare di nuovo le distanze e portarsi almeno a +2, come era successo già nell'arco della prima frazione di gioco, quando la seconda rete di Alba era diventata poi una rete importante e poi ha accorciato le distanze Genova. Quindi Lombardo adesso per Pisetta fermato da Cividini, ma riesce fortunosamente a ritrovare lì il pallone. Invio dal fondo dall'altra parte, mamma mia, palla importante, scorre vicino al palo, aveva provato Leandrigno, il numero 10 del Genova. Moretti controlla e può ripartire dal fondo, numero 19 dell'Italian Coffee. Adesso con la palla, la sfera tra le sue mani, cerca De, prova a tenere questo pallone allontanando il suo marcatore Titon. Cividini qui contrastato, Titon allora può mettere questo pallone per Pisetta, intervento di Del Pizzo importante di testa, allontana questa insidia. Ancora una volta purtroppo Petrarca aveva lasciato lì il pallone, però intervento importante che è arrivato da parte della difesa a liberare in questo momento. Quello che non deve fare il Petrarca è proprio questo, nel senso tenere palla e farsi venire a pressare o a raddoppiare. Questa è l'unica cosa che non devono fare, anche perché è poi anche la causa del gol subito. Noi dobbiamo girare palla, dobbiamo tenere palla e giocare come sappiamo, senza paura, senza tensione, perché i ragazzi hanno grande qualità e quindi devono essere tranquilli e giocarsela. E allora appunto Titon sul punto di battuta, il numero 7 dei Liguri, per mettere giù questo pallone vistosamente agitato, mister Giampaolo, possiamo appunto giustificarlo. Titon ora si appresta a battere, mette questa palla all'indietro, il tiro di Lombardo rimpallato subito da Cividini, palla che esce e allora sarà ancora palla Genova. Mister Giampaolo che chiede ai suoi di portare fuori l'attacco Sì, perché genovesi. Questa è l'arma vincente, sicuramente sarà l'arma vincente. Più li teniamo alti e più sarà facile portare il nostro risultato. Guarda, vedi, Intervento di Del Pizzo importantissimo, il numero numero 6 prosegue per De. La palla a destra, l'intervento ancora del portiere Del Pizzo, la palla rimane lì. Cividini al volo, niente di fatto, ma altra occasione dell'Italian Coffee che ha bisogno di questo gol. Lo ripetiamo e lo ripeteremo all'infinito, almeno fino a quando non cambierà qualcosa nel risultato, perché ovviamente l'incidente del primo tempo ha reso la partita più che mai aperta, se mai ce ne fosse bisogno. La palla lunga per Cividini, ancora si coordina, altra botta potentissima. Come dicevamo nel primo tempo, Cividini veramente meriterebbe una multa per eccesso di velocità dei suoi tiri. Pazzesco, altra botta, purtroppo però non trova la porta, è un peccato assolutamente. Adesso Pisetta riparte dal fondo,
cerca Lombardo che sbaglia questo pallone, guarda. Dudu Costa, Eccolo Dudu qua. Costa, Bravissimo. c'è il gol del Petrarca, un Questo gol è. importantissimo, il capitano Dudu Costa. È questo. Il mancino ha trafitto l'estremo difensore del Genova, è un gol che vale tanto, tantissimo per il Petrarca, ancora più 2, è un 3-1 adesso che diventerà importante mantenere e se possibile incrementare per gli uomini dell'Italian Coffee, per gli uomini di Giampaolo, che ora sicuramente non è più rilassato di prima, ma un sorriso gliel'ha strappato questa rete, ne siamo certi. Sì, ora... ma non dobbiamo rientrare, non dobbiamo indietreggiare, questo è l'atteggiamento che dobbiamo tenere per tutta la partita, guarda. Eccola qui, la palla per Titon con la punta, Moretti interviene, ancora buona parata. Allontana, ancora Moretti, è stato anche questo un ottimo intervento e allora il Petrarca mantiene questo vantaggio di 2, riparte Genova da lontano dalla sua metà campo, è quello che deve fare, come abbiamo detto Petrarca, tenere Genova lontano dalla sua porta il più possibile. Ora Pisetta. Anche perché tutte le volte che il Petrarca pressa in questa maniera il Genova perde palla, quindi non è facile, perché avere questa intensità di difesa non è facile, ma è la soluzione, lo stanno dimostrando i fatti. E allora ancora in pressing, forse era un fallo da parte di Titon, la palla che si schianta sul palo, aveva usato la punta per cercare di freddare Moretti ma non c'è riuscito e allora il pizzo ancora. Qua ci siamo persi il giocatore, ha fatto un mezzo blocco e è riuscito a rallentare. Cibidini raccoglie il lancio lungo di Moretti, Cibidini ancora con il fisico, guadagna una rimessa importantissima, ancora il numero 3 nel frattempo, rientra Alba, esce il capitano Dudu Costa, autore dell'ultima rete. Ottimo l'intervento di Dudu Costa nella fase del gol, perché ha fatto tutto nei tempi corretti. Conclusione nel frattempo di De che masticata non trova la via della rete e allora si rimane sul 3-1 mentre sono 17:45 i minuti e i secondi che ci dividono dal termine di questo match importantissimo per la salvezza. Allora ancora Foti aveva cercato Leandrigno che centralmente, Petrarca che sa che deve fare pressione lo fa, la palla adesso per Foti, Foti prova ad andare via, fermato, la palla però rimane lì, adesso allontanata la difesa del Petrarca, può ripartire dal fondo Genova, la palla in avanti, guarda. Alba interviene, adesso però non si intendono i due dell'Italian Coffee, però resta comunque un recupero palla importante perché aveva perso palla dal rinvio dal fondo questa volta Genova. E allora Titon ancora, Titon, lo scambio con Leandrigno, Leandrigno cerca ora Pisetta, Pisetta stoppa questa palla e va avanti, Pisetta prova la conclusione. Bene. Si stende. Adesso bisogna salire, non bisogna aspettare gli avversari. Palla in avanti alla ricerca di Foti ma nulla di fatto, quindi Moretti con le mani la rimette per Del Pizzo che cerca e trova River, scusate, Titon ora, Titon va in avanti, Titon con la punta, palla che però scivola sull'out e rientra Dudu Costa nel frattempo al posto di Del Pizzo. Cambi velocissimi e rapidi di mister Giampaolo per cercare di non dare nessun punto di riferimento e mantenere altissima la concentrazione dei suoi. Palla di Alba a cercare, Reve mette giù Dudu Costa col mancino e poi destina con il destro. Reve, una ricerca di una trama di gioco Alba, quindi adesso per Dudu. Alba ancora, una zona molto rischiosa, chiude il triangolo, Alba in avanti ancora. Alba prova ma non trova l'ultimo tocco, vediamo, il direttore di gara dice che si può ripartire dal fondo, allora con le mani a cercare Titon, Moretti con il petto amministra questo pallone e mette calma, e allora ancora Dudu Costa, un fallo forse di Foti, l'arbitro fa segno del vantaggio, Costa, la palla si spegne ma c'era un fallo nel mezzo, ora l'arbitro ferma il gioco, invece no, non... viene ravvisato questo intervento, quindi... No, adesso gli ha dato il fallo perché vedi... aveva chiesto probabilmente l'ammonizione. Sì, ha chiesto l'ammonizione, sì. Ottimo l'intervento del terzo arbitro, del cronometrista, perché ha richiamato l'attenzione dell'arbitro e ha fatto notare che c'era stato questo fallo, quindi ottima la collaborazione anche del trio arbitrale. Un piccolo aneddoto, giusto per assolutamente ricordarlo, che il mister Lombardo, che siede sulla panchina del Genova, ha qualcosa di familiare con te, giusto?
Sì, abbiamo iniziato insieme l'avventura del calcio a 5 genovese e in realtà fino a quest'anno che Genova, come dicevamo prima, è la prima squadra genovese in Serie A, eravamo gli unici liguri ad aver giocato nella massima serie di calcio a 5. Ecco, adesso è averne e anche mezzo, scusate. soddisfazione da ligure poter dire che anche Genova porta una squadra del futsal in Serie A. E poi lo dicevamo prima, l'altro legame tuo con questa partita è appunto tuo figlio, no? Sì, c'è Lorenzo che è in panchina, è un ragazzo del 2003, gioca nell'Under 19 e si allena anche con la prima squadra. E è un'emozione logicamente vedere un altro Bargellini in campo nel Petrarca, visto che comunque ormai io non posso più giocare a certi livelli e quindi è sempre bello. Attenzione, Guaniglio, la palla in avanti, intervento di Moretti. Altro intervento di Moretti, importantissimo. Molto bene Diego. Molto Diego bene Moretti. Moretti, e quindi detto da Bargellini forse può valere doppio, anzi sicuramente varrà doppio. Glielo faremo sapere sicuramente. Allora adesso riparte la palla di Titon. Titon può cercare a sinistra Pisetta, lasciato libero. Allora Pisetta prova la conclusione, intervento difensivo di Petrarca che lascia scorrere questo pallone. Ecco, quello che non dobbiamo fare è proprio questo, nel senso indietreggiare completamente la linea di difesa lasciando i tiri anche oltre il tiro libero. E si è visto quindi ora facile la conclusione di Titon, che poi però ha sbagliato non coordinandosi in maniera adeguata. Non dobbiamo aver paura, dobbiamo affrontare la partita come la stiamo affrontando fino adesso. Palla lunga per Alba intanto. Solo col coraggio si vince questa partita. Alba con la suola, la porta un po' dove vuole, la mette bene per Rever. Mamma mia, è mancato solamente l'ultimo tocco. Anche questa era una grande occasione dell'Italian Coffee. E allora Foti, Sì. Foti cerca Titon. Deve essere la partita del coraggio questa. Titon ancora con il petto, la porta avanti, la palla esce, Moretti controlla con lo sguardo e la fa ripartire subito per Dudu Costa. Dudu Costa capitano alla ricerca di Rever. Altra palla importante per lui prima. Ora De con il destro. Porta a spasso i giocatori avversari. Ora il 21 dell'Italian Coffee. La ricerca di Urio. E con il destro destina Dudu Costa, il controllo, se la allunga forse un po', poi intervento. Intervento su Dudu Costa. Il direttore di gara chiama subito diciamo i soccorsi. È stato un po' scomposto, poi si è fatto anche male, però è entrato male, Intervento forse il più crudo di questa partita fino ad ora, che è stata veramente corretta, ecco, e fino ad ora c'è stato molto fair play tra le due formazioni. Anche Foti chiede spiegazioni a Costa, i due si intendono. Guaniglio ancora a colloquio con l'arbitro, ma la decisione è già stata presa e dunque sarà De sul punto di battuta. Sistema questa palla. Mi fa strano che si stiano lamentando, perché comunque il fallo è evidente da parte di Genova, quindi non riesco a capire perché si stiano lamentando con l'arbitro. Intervento molto irruento di Foti e allora De sul punto di battuta. Chiede di ragionare e di usare la testa a mister Giampaolo. Ora De sul punto di battuta, il tiro insidioso ma non abbastanza per impegnare l'estremo difensore genovese. Sicuramente mister Giampaolo sta dando ottimi spunti ai ragazzi, e l'abbiamo visto prima, proprio prima del gol aveva richiamato i ragazzi a una maggiore intensità di difesa che poi ha portato al gol, quindi è molto importante quello che sta facendo il mister per la squadra e le indicazioni che sta dando. Percussione nel frattempo importante di Genova, che aveva trovato l'ultimo colpo, anzi l'ultimo tiro, scusate, quello di Titon, che però è stato ribattuto in questo momento. I falli per gli ospiti sono 2, mentre 1 per l'Italian Coffee. Ancora una piccola pausa per sistemare il campo. È importante perché parquet bagnato, si scivola, pericoloso. Adesso alla battuta Titon. Uomini del Petrarca ben piazzati. Ora la palla nel mezzo, molto lunga per Foti, destina su Costa, rimane lì il pallone e poi buona guardia della difesa del Petrarca, ma che occasione, che insidia anche questa volta. Però ovviamente l'importante è che non c'è stato nulla di fatto. Sembrava una mezza trattenuta su Dudu, infatti poi è anche caduto.
L'arbitro ha pensato di lasciar correre, però comunque guarda, Qui guarda, si per tenere lotta. Cividini devono tenerlo in 4. Fa valere la sua stazza Cividini e guadagna questa rimessa. Capitano adesso Dudu Costa con il destro alla ricerca di De per Del Pizzo. Del Pizzo ancora per il numero 8 dell'Italian Coffee. Ora Dudu Costa con la suola e poi con il destro. Chiede di avvicinarsi ai suoi idee per poi lanciare lungo. Questo pallone sembra perso. Ora Foti porta avanti la palla. Foti con il destro, la palla rimane lì. Moretti esce, la fa sua. E allora ancora ripartenza Petrarca con Dudu Costa per De. Prima con la suola e poi il fisico di Cividini nuovamente. Ennesima volta che Cividini fa valere i suoi centimetri e il suo peso. Allora Costa ancora per Cividini. Guarda come lo tiene, guarda come lo tiene. Guarda. Nuovamente, stavolta interviene la difesa del Genoa, però sicuramente qui Moretti mette fuori questa palla. Sicuramente Cividini sta giocando una buonissima partita, così come Alba è entrato ora al posto di Dudu Costa. Luft allora per il Genova, sulla sinistra per Foti. Sì, Cividini è un giocatore molto importante. Foti ancora! E c'è il gol del Genova che accorcia nuovamente le distanze. Il tiro di Foti che ha bucato Moretti è un gol importante perché rimette il Genova ancora più in partita. E anche nel primo tempo c'era stata un'altra rete che aveva già accorciato le distanze. Il vantaggio del Petrarca ritorna a +1. Si dimezza quindi la distanza tra le due compagini in questo momento. Tutte le volte che ci abbassiamo un pochettino rischiamo sempre tanto, quindi Petrarca deve alzare la linea di difesa, spingere via dalla propria metà campo il Genova, perché veramente ora Petrarca riparte con Del diventa Pizzo. troppo pericoloso se no giocare sulla propria metà campo e lasciarle la spinta di questa squadra. Juanillo, numero 16, prova ad andare via, ci riesce con qualche rimpallo fortunoso, poi la chiusura senza fronzoli sicuramente di Urio, che guadagna anche poi questo lancio dal fondo di Moretti alla ricerca di Rever con la testa, troppo timido forse il 21 dell'Italian Coffee. La palla buona adesso per Luft che va con la punta, pallone controllato da Moretti, ma adesso l'intensità è altissima, adesso il Genova ci crede ancora di più e l'Italian Coffee deve rispondere presente a questa partita, perché se no rischia di perdere anche quel +1 di vantaggio. Qui Alba, No, questo no. questo forse è il primo errore degli arbitri. Quindi la rimessa sarà per Genova. Ha ravvisato un ultimo tocco del numero 7 dell'Italian Coffee. Eravamo qua vicino. Luft con il sinistro alla ricerca di Juanillo che prova a mettere il fisico, tiene fermo questo pallone, un intervento, la palla rimane lì, l'arbitro interviene ancora. Non è d'accordo Juanillo, ma il pubblico, il Palagozzano lo è. Ravvisato questo intervento falloso. Ora Alba può ripartire con la suola, salta un uomo, molto probabilmente anche due, ancora su Luft rientra con questa scivolata e allora Titon velocissimo, bloccato bravo, in questo Urio. momento da Urio, il numero 9, che abbassa questa gamba e interviene, la palla poi scivola quindi via sul fondo. Adesso andrà Luft con il sinistro a battere questa rimessa, però l'arbitro non aveva dato ancora il suo consenso. Si riparte ora. Deve alzare questa difesa, bisogna alzare questa difesa. Del Pizzo, il primo a marcare Titon. Titon va via con la punta, tiro leggero, non c'è stata l'intesa con Juanillo, i due non si sono capiti. Ora quindi ripartirà dal fondo Moretti, l'estremo difensore dell'Italian Coffee. 3-2, partita più che mai in bilico, 12-26. Alba, Del Pizzo deve allontanarsi da quella zona, lo fa ora sfruttando il rimpallo di Juanillo. Esperienza questa, si è portato sul laterale, non ha avuto paura di tenere palla e poi l'ha fatta rimbalzare fuori addosso all'avversario. Ottimo intervento di Del Pizzo. Chiedo qui ora a un giocatore, no, come Bargelini, quanto c'è bisogno adesso di giocatori che in campo sappiano tenere questa tensione. È importantissimo perché Scusate intanto. è importantissimo perché in questi momenti qui solo il giocatore che sa tenere la tensione, sa giocare sotto tensione fa la differenza. I piedi, anche se sono piedi buoni, se inizi ad avere tensione iniziano a tremare le gambe, inizi a sbagliare. Oppa. Urio nel mezzo aveva tentato di sorprendere Sì. la difesa, poi
no, nulla di fatto, era stato qualcosa di importante. Ancora Urio a battere, trova l'altra deviazione di Leandrigno. Sì, siamo stati un po' fermi, abbiamo chiamato lo schema ma non ci siamo mossi, quindi 12:08 sul cronometro, ancora Urio sul punto di battuta. Andrà con il destro a cercare una maglia nera, non la trova perché Luft interviene con la gamba. E ancora rimessa in gioco per l'Italian Coffee. Adesso la partita più che mai diventa complicata da gestire. La palla in avanti, l'intervento dell'estremo difensore del Genova. È tempo di cambi sulla panchina dell'Italian Coffee. Questo momento di gioco fermo. Allora ancora Del Pizzo andrà a battere questa rimessa laterale sull'out di destra a cercare Moretti. bene, dobbiamo girare palla in questa maniera. Giriamo palla, guarda. Palla era buona, sembrava buona per Alba, però può Sì. ripartire Titon. L'intervento di Del Pizzo, l'ennesimo intervento Molto bravo, importante, Titon, importantissimo del numero 6 dell'Italian Coffee, che ferma subito la manovra, la ferma sul nascere, importante, sarà solamente rimessa laterale per Titon. Intercettato un'ottima palla Titon, era una palla che se passava lasciava andare Jorge in porta da solo, quindi grande intervento. Intervento importante, quindi non è l'unico e speriamo non sia l'ultimo, quindi Juanillo adesso va via, Juanillo con il destro, interviene Moretti, anche stavolta decisivo, dice no alla percussione genovese e tiene il +1 dell'Italian Coffee. In questo momento sarà Luft sul punto di battuta, a cercare ancora una palla, il pallone rimane lì, Leandrino con il tacco, la palla esce poi. Aveva controllato, non poteva fare altro Moretti, già steso a terra, adesso un pallone buono per Del Pizzo, si gira fortunosamente, però poi strattonato, non è così per il direttore di gara, diventa una bolgia Palagozzano. Adesso la palla per Leandrigno, con il mancino Moretti la blocca e si riparte subito, senza sosta. Del Pizzo in questo momento a vedere sulla sinistra De che arriva, controlla con il sinistro, la mette nel mezzo, solo l'illusione ottica della rete, ma che ritmo ragazzi, che ritmo in questo momento. Mamma mia! Sì, 1-2 veloci di azioni sia a destra che a sinistra. La partita sta veramente iniziando ad alzare il ritmo. Chissà che insomma una delle due squadre riesca a trovare magari la via del gol per renderla diversa, per cambiare la trama del match. Sì, sicuramente i ritmi dovranno alzarsi sempre di più perché logicamente Genova deve cercare di arrivare almeno al pareggio, ma è importante l'atteggiamento che terrà il Petrarca e come lo terrà. Riparte l'estremo difensore di Genova, destina questa palla per Pisetta. Pisetta per Titon. Questa è la difesa che deve tenere Petrarca. Andiamo. È rientrato De, è rientrato Dudu Costa ed è entrato Vitale nelle file del Petrarca. Il pallone buono per Leandrigno. Leandrigno, il palo salva il Petrarca e salva Moretti. Sì. In questo momento spinge più che mai il Genova. C'è stata una grande collaborazione tra Moretti e il palo perché Moretti nel frattempo prova ad andare via De, ma la palla era uscita. Ha fatto una grande parata perché il palo sì, ha colpito il palo ma è stato deviato da Moretti. Moretti che ha all'ennesimo intervento positivo, palo che salva il Petrarca ma con la complicità appunto come dicevamo del portiere. E allora Pisetta a cercare Leandrigno. Leandrigno con il destro destina per Titon in una fase neutra del campo. Pisetta per Ortisi, capitano Ortisi rientrato da poco in campo. Titon in avanti, la percussione di Titon salva la testa di Vitale che destina in out proprio nella zona di mister Giampaolo, che sta continuando a fare cambi repentini rapidi per cercare di mantenere vivi i suoi e rendere difficile la vita. Come mister Giampaolo carica i suoi ragazzi, sta veramente giocando in campo anche lui. È partita sentitissima, vediamo anche il presidente Morlino sugli spalti che è lì da solo da prima. Credo che questa partita e gli atteggiamenti di questi due uomini, due figure chiave della società vogliano dire moltissimo. Qui Ortisi non aggancia e allora ancora Petrarca. Dicevamo appunto partita che dire sentita è veramente dire poco e chiunque sia qui al Palagozzano deve capirlo e lo capisce. Cividini qui aggancia, pallone molto buono, interviene Pisetta, la palla tocca la parte più alta del Palagozzano e quindi sarà rimessa laterale per Dudu Costa. Dudu alla ricerca dell'estremo difensore Moretti. Moretti con il destro a cercare De.
De che culla questo pallone per cercare di disorientare Titon. Gioca semplice per Dudu, Dudu per Vitale, Vitale che deve resistere a questo pressing, è obbligato, e adesso la rimette per Cividini. Cividini, il tiro e la parata, che tiro. Parata importantissima di Pozzo, incredibile. Bella parata anche di Pozzo, i due portieri stanno veramente parando alla grande. Ottimo che intervento, e poi ancora il palo come nell'occasione precedente, che va a salvare gli estremi difensori. Qui Cividini fisicamente c'è un mismatch con Leandrigno sicuramente. Leandrigno però riesce a salvarsi, Pisetta mette questo pallone dall'altra parte a sinistra, allora Titon porta avanti la palla, cerca di disorientare Vitale, va via Titon, la palla in mezzo, Moretti che interviene nuovamente, la palla adesso che uscirà sull'out di sinistra. Adesso bisogna salire, dobbiamo aiutare la linea di difesa di Cividini, perché non possiamo stare lunghi e troppo staccati. Bene quello che sta facendo il Petrarca. Allora sul punto di battuta Leandrigno a cercare Pisetta per Titon, e adesso per Leandrigno ancora con il destro destina per Ortisi. Dudu si fa sentire, non è abbastanza, però sicuramente Ortisi aveva capito che era marcato. In avanti ancora, Cividini si fa saltare Leandrigno può puntare, Ortisi non trova il tocco a porta sguarnita, e allora altri cambi per l'Italian Coffee. È il momento di nuovo di Alba e di Rever, sicuramente esce De, esce Cividini, cambi veloci ancora una volta, altro rischio per il Petrarca, situazione più che mai in bilico in questo momento. Dal fondo Moretti. Sì, 9 minuti sono lunghissimi, quindi non si può pensare di stare tranquilli, e questa sarà una partita veramente che si risolverà all'ultimo secondo. Dudu recupera, destina ad Alba. Alba muove questo pallone, era quasi riuscito il numero, ma Foti ha fermato la percussione di Jorge Alba. Ancora il numero 7 del Petrarca per Dudu Costa a cercare Vitale. Bisogna girare veloce questa palla, bisogna girarla veloce. Vitale la tiene lì, poi per Alba a cercare Dudu Costa, ancora indietro, adesso la palla per Rever. Alba forse messo un po' in difficoltà dal compagno, e poi un rimpallo sulle gambe di Titon, la palla per Rever che non ci arriva, ha allungato la gamba, forse l'ha vista un po' tardi perché c'è stato un incrocio di traiettorie tra la corsa di Ortisi e l'arrivo del pallone, quindi disorientato da questo incrocio di traiettoria appunto Rever. Allora il passaggio era ottimo, peccato perché ci ha creduto a metà, ecco, diciamo così. Ora Ortisi, scontro tra numeri 4 e anche tra capitani, gioca per Titon poi per Foti per Pisetta con l'esterno a cercare Ortisi, lo trova, Ortisi con la suola, resiste alle cariche di Dudu Costa, poi Pisetta per Titon, filtrante centrale per Ortisi con il tacco, e la tiene lì Moretti. Ottimo lavoro ancora una volta dell'estremo difensore dell'Italian Coffee, e poi Rever per Dudu Costa, e vanno via i due, buono lo scambio, ancora Rever, può puntare, la mette nel mezzo, ricerca del Pizzo, il tiro, altra parata dell'estremo difensore ligure, ma questa volta era Petrarca a suonare lo squillo. È importante che rimangano in gioco e in partita più che mai i giocatori dell'Italian Coffee. Assolutamente, il possesso della palla deve rimanere alla squadra del Petrarca. E allora Pisetta a rilanciare, Rever interviene, è un intervento importante perché tenere comunque gli avversari in quella zona, e Genova invece non deve rimanere in quella zona, deve cercare di tornare all'attacco, deve cercare di tornare in avanti. Allora la palla lunga ancora una volta a cercare Juanillo, a trovare altro gioco fisico di Juanillo importantissimo per Genova. Pisetta a cercare ancora Foti, Pisetta tocca questo pallone, la palla che esce, non si è inteso con Lombardo che aveva provato ad accorciare per aiutare il compagno di squadra. Altri cambi, escono di nuovo Rever, Alba e Dudu Costa. È il momento di nuovo di Cividini. Sentite come incitano i compagni di squadra, la squadra unita, e qui si vede, è molto importante quando una squadra e i ragazzi si aiutano anche fuori dal campo. Eccolo qui Del Pizzo, cerca il pallone per De, appena rientrato il numero 8 a cercare i centimetri, il peso di Cividini, ancora il tiro doppiamente ribattuto, prima sulla coscia di Pisetta e poi sulla schiena di Lombardo, e quindi sarà calcio d'angolo per l'Italian Coffee, calcio d'angolo importante, dovrà batterlo Urio, il numero 9 andrà sul punto di battuta ora. Italian Coffee che adesso cerca di rimanere in avanti. Del Pizzo tocca questa palla, sembra buona per De, forse una deviazione,
per l'arbitro la palla è di Genova e quindi la deviazione della difesa non c'è stata, conclusione masticata nuovamente. Foti ora finta di lanciare, ma così non è, non cerca Lombardo, ritorna indietro Foti per Pisetta, non è arrivato l'intercetto del Petrarca, la tocca ancora Cividini, la destina in out. Foti con il destro a cercare Pisetta, ancora Foti, doppia pressione di De e di Cividini, la palla lunga per Guaniglio, altro aggancio quasi riuscito al numero 16 genovese. Adesso Cividini, l'aggancio riesce e come, la porta via in avanti, la palla esce, intervento difficile, ci aveva provato a più riprese. Sì, però con l'uomo attaccato così che ti pressa in questa maniera non è facile sempre controllare la palla. Adesso Lombardo cerca questo pallone recuperato del Pizzo nel mezzo, Cividini, la destina morbida per De, sembrava tutto fatto, è arrivata una chiusura importantissima dell'estremo difensore del Genova e la partita rimane viva più che mai. Nel frattempo intanto a terra Cividini, l'intervento precedente sembrava veramente già dentro, bastava il tocco di De e invece poi c'è stata la chiusura di tutta la difesa di Genova, chiusura veramente importante. Resta a terra Cividini, ora rialzato dal direttore di gara. Sarà calcio d'angolo per l'Italian Coffee, ma che occasione questa, assolutamente. E Cividini ha fatto molto bene, l'ha scaricato sul secondo palo, ma peccato che si è trovato davanti un Pozzo veramente in grande spolvero. Sì, portieri protagonisti, Pozzo e Moretti, grande prova fino ad ora. Nel frattempo esce Cividini un po' acciaccato e rientra Alba. Grande prova di Cividini e gran primo tempo fino ad ora di Alba. Abbiamo bisogno, Petrarca ha bisogno di vederlo anche nel secondo tempo, così come ha bisogno di una grande prestazione Genova da parte dei suoi uomini per cercare di riacciuffare questa partita. Il tiro di Del Pizzo ribattuto, rimane lì, Alba allora con la suola la fa scorrere, elude l'intervento di Lombardo, la palla che termina sull'esterno della rete. Allora ancora Pozzo può rimandare la palla in avanti, lunga la ricerca di un colpo di testa di Lombardo, però non arriva. E allora ancora Moretti per rendere veloce questo gioco per De, il numero 8, la fa scorrere poi con il destro per Urio. La palla sembrava un lungolinea abbastanza semplice per Del Pizzo, che però non ha interpretato allo stesso modo questo suggerimento del compagno. La palla dal fondo, quindi meglio comunque una palla così lontana che farsi poi venire a prestare nell'area del Petrarca. Quella che poi è stata la causa, no? Quel pressing di Genova che ha portato a errori poi della difesa dell'Italian Coffee. Moretti ora con le mani per Del Pizzo. Ecco, Del Pizzo pressatissimo, ora un 2 contro 1, anzi un 2 contro 2 perché c'è l'aiuto di De che lancia lontano questa palla, allontana almeno per qualche secondo le preoccupazioni per l'Italian Coffee. Adesso rientra Titon e non è uno qualunque, l'abbiamo visto oggi in campo, sicuramente un grande giocatore nelle file del Genoa. Ora Pisetta, ricordiamo, miglior marcatore almeno fino all'inizio di questa partita del CDM. Adesso la palla termina fuori e sarà rimessa Italian Coffee. Esce di nuovo De, che molto probabilmente esce imprecando, ripensando all'occasione precedente. Era nitida sicuramente, ma la partita, insomma, 5 minuti e 31 che ci separano dalla fine sono sicuramente ancora molto lunghi. Ora la battuta del Pizzo. È infinito il tempo, finito, è infinito. Del Pizzo. 5 minuti in questo sport sono veramente tanti. La palla è del Petrarca. E quindi ancora Del Pizzo sul punto di battuta dopo l'intervento su Rever. Adesso il Petrarca deve rimanere in questa partita e deve forse mettere un sigillo ulteriore, perché così non basta assolutamente, non è abbastanza. Quindi ora Moretti all'indirizzo di Del Pizzo, non cerca Alba, cerca un filtrante che viene interpretato bene da Pisetta, però che recupera. Pisetta la mette per Foti, ha cercato un pallone per Titon in estirata, non è riuscito a tenere quel palla, ma c'è Marcus importante per terra, nel frattempo. Del Pizzo per terra, il gioco si ferma, insomma. Altra occasione incredibile, forse troppo generoso qui Foti a cercare ancora Titon, era opportuno cercare una conclusione, ma insomma chi può dirlo se non loro che sono nel mezzo di questa partita. E quindi ancora nulla di fatto, risultato immutato sul 3-2, 5-15 che ci separano dal termine. Genova che però ha sulla schiena, sul groppone, 2 falli e uno solo invece per quanto riguarda l'Italian Coffee. Sì, diciamo che per l'importanza di questa partita veramente le squadre sono state molto diciamo leali, nel senso pochi falli. Sì, molto fair play, sì. Anche nel primo tempo il pallone è stato messo fuori sempre, no? Quando c'erano
situazioni di gioco fermo per rispetto, e poi comunque due squadre che si è visto, sanno quello che si giocano, ma se lo giocano sicuramente con testa. Adesso può ripartire il gioco, sfera tra le braccia di Moretti che destina questo pallone a Urio con il destro lungo alla ricerca di Alba che stoppa anche lui con il destro, la mette centralmente per Rever, il numero 21, finta il tiro, 2 volte, 3 volte e poi nel mezzo! Mamma mia! Chiede una deviazione cosa Rever, gli ha preso, deviazione che sì, era avvisata anche dal direttore di gara. Mamma mia, veramente allora a questo punto un intervento di Pozzo pazzesco, perché Rever aveva fintato 2 volte il tiro, aveva messo a sedere il rispettivo marcatore e poi non ha trovato la via della rete. Ma cosa sarebbe stato questo gol di Rever? Veramente avrebbe risollevato questa stagione sicuramente. Comunque Alba al volo, una conclusione, sembrava gol, sì, l'illusione del gol è rimasta, è solo illusione, però non è gol. Leandrigno carica il Genova e dall'altra parte invece Moretti torna a bere in panchina, approfitta della pausa del collega. Sicuramente qui vicinissimo Italian Coffee Petrarca ad un gol che avrebbe forse fatto rifiatare almeno un po' la compagine patavina. Allora la palla in avanti tra le braccia di Moretti, la sfera alla ricerca di Alba porta a spasso questo pallone, la perde, Luft la recupera, può allargare per Titon, il tiro e la palla che è dentro. L'arbitro dice che gol, 3-3, Titon va a esultare, dubbio di tutti qui al Palagozzano sicuramente, perché questo tiro sembrava palesemente sulla traversa, però è gol. Il direttore di gara ha detto così, Titon esulta, 3-3, tutto da rifare. Saluto militare alla panchina per il numero 7 genovese. E allora adesso Genova può portare a casa punti importanti, tutto in bilico, e l'Italian Coffee deve tornare a giocare, a macinare campo e non lasciare nessuna occasione alla squadra avversaria. E questo è un momento importante per le due squadre. Uno è sicuramente in questo momento il Genova sarà positivo, molto positivo, e l'altro per il Petrarca. Adesso Titon va via, la mette nel mezzo, non c'è nessuno, Luft non ci ha creduto nel seguire l'azione del compagno. Titon in questo momento è straripante, sta facendo quello che vuole in campo, lo sa, ne è consapevole, sorride anche alla panchina. È da poco più di un minuto di gioco che purtroppo Petrarca sembra, dopo l'ultima occasione, aver diciamo calato un po' il ritmo, ma non deve. Rever allora per ricominciare con il piglio giusto, perde la porta a spasso, perde un altro pallone difficile. Juanillo va via, porta questa palla e allora poi c'è la chiusura di Urio, importantissima, è un 2 contro 2, anzi un 3 contro 3 in questo momento. De prova ad eludere la marcatura, ce la fa, la palla è per Rever con il destro, la palla rimane lì, non ha provato la conclusione, forse voleva servire un compagno, però fatto sta che non ha causato preoccupazione all'estremo difensore di Genova e sarà rimessa per l'Italian Coffee, che deve trovare la via della rete, o almeno deve provare a tirare in porta per cercare di impensierire il portiere avversario. Entrambi i portieri autori di ottime prestazioni, comunque lo continueremo a sottolineare. 3-3, partita più che mai in bilico. La palla di Rever in avanti, ancora solo illusione del gol, probabilmente per la terza volta in questa seconda frazione di gioco. Questa volta era Dudu Costa che ha provato con il destro, il capitano dell'Italian Coffee, ma nulla da fare. Con le mani Pozzo a cercare in avanti Juanillo, un intervento giudicato forse falloso. De interviene sul pallone, fischia l'arbitro, questo è fallo. Juanillo furibondo, ammonito, esce anche dal campo, però sicuramente una reazione probabilmente eccessiva. Urio lo va a sottolineare all'arbitro perché non sono volati sicuramente termini leggeri. Juanillo ora esce dal campo. Sì, infatti fa strano che l'arbitro ci sia fatto urlare in faccia quello che gli ha urlato. È stata veramente una reazione rabbiosa, sì, del numero 16 genovese. A miei tempi succedeva che andavi direttamente negli spogliatoi quando a un arbitro gli urlavi queste cose, a prescindere da chi fosse. E forse non solo ai tuoi tempi, mi verrebbe da dire, perché la reazione è veramente stata, e anche i termini che sono volati, insomma, non da poco. Ma si continua. In avanti Cividini ancora fisicamente, resiste e persiste. Qui c'è il fallo, l'arbitro lo vede. Continuano a spingere Cividini con tutte le mani e non solo corpo, tutto spingono, e deve proprio quasi ammazzarlo per fischiare il fallo. Agonismo alle stelle in questo momento.
4 falli però per Genova. Il mister ha chiamato uno schema, vediamo un po' se riusciamo a metterlo in atto. Del Pizzo, ho parlato prima con Costa, 3 minuti e 56 al termine di questo match. 3-3 il punteggio, padroni di casa in vantaggio e poi riacciuffati. Del Pizzo per Dudu Costa, la palla è morbida a cercare De centralmente chiuso, allora Pisetta può ripartire, Pisetta con il destro, pulla il pallone, Pisetta la muove, il tiro, solo la traversa, riesce ad opporsi a Pisetta, che percussione, e il Genova, mamma mia, importantissima, era andato via a tutti, aveva portato il pallone dove voleva e ora rimette in gioco Moretti. Il Petrarca può ripartire dal suo guardiano. Con le mani Moretti per Dudu Costa. Costa per Del Pizzo. Del Pizzo cerca De. Allarga il gioco. Adesso Dudu Costa in avanti per Del Pizzo col mancino. Buona la palla per De. La porta via. Elude la marcatura. La palla nel mezzo. Peccato. Lì c'è stata una spinta su Dudu. L'arbitro non l'ha visto. Stava guardando probabilmente la palla. Però lì una spintarella in aria. Quindi Dudu a terra, non può fare nulla, la sfera scivola nell'out di sinistra, ora ribatterà Foti, ribatterà questa palla, ora Pozzo, ottima prestazione veramente, prova a lanciare, qui sbaglia, però c'è un recupero palla, arriva prima Genova sui palloni, è un dato di fatto in questo momento, Italian Coffee sta faticando, palla per De che cerca Cividini, Cividini ancora fisicamente fa tutto quello che sa fare, Cividini a sinistro, ribattuto dalla chiusura doppia di Titone e Pisetta. Era un po' troppo sul laterale, perché anche girandosi però doveva chiudere un po' troppo sullo specchio. Quindi. Ora De a cercare, Cividini la bomba! Di pochissimo, Conclusione pazzesca di Cividini, non è la prima in questa partita purtroppo, però non trova lo specchio della porta e allora Pozzo può accudire questo pallone e vederlo scorrere vicino alle sue manone. La palla di Luft, la passa buona e stirata di Dudu Costa che interrompe il gioco. Questo è importante, continuare a far vedere che l'intensità nostra è alta. Foti allarga sulla sinistra per Titon, Titon fermato da Del Pizzo, ottimo intervento del numero 6 del Petrarca. De dice di no a Cividini e la destina a Dudu Costa. Ora Del Pizzo. Del Pizzo per Costa. Costa per De. Gioco di gambe. Era andato via il suo marcatore. Era andato via, forse questo era fallo. Non è così per l'arbitro. Allora Pisetta in avanti per Titon. Ripartenza Genova. E la chiusura di Capitan Dudu Costa, il numero 4, interviene e spazza via questo pallone negli spalti del Palagozzano. E allora può riprendere il gioco dalla battuta di Titon. Titon per Luft. Luft per Foti. Ancora lo scambio tra i due, Titon perde questa eccolo, palla, Dudu Costa, Dudu Costa tu per tu col portiere, ennesimo intervento positivo, non solo con le mani, è bravo anche con i piedi, veramente, cosa sta facendo, che partita sta facendo l'estremo difensore del Genova, sta salvando ogni pallone possibile. Questa partita in questo momento ce l'ha Pozzo in mano. Altro intervento importante di Pozzo, ma questa volta è rimessa Petrarca. Allora Del Pizzo. Destina all'indietro per Dudu Costa che ha avuto forse la palla più importante e più pesante di questa partita negli ultimi minuti. Moretti. La palla è buona per Del Pizzo. Ora Dudu Costa. I 5 del Petrarca non cambiano più in questo momento. Del Pizzo per Alba. Alba. Prova ad andare via la chiusura di Foti, il numero 3 del Genova. Ottima guardia. Gli è rimasta un po' sui piedi, se no era un'ottima occasione anche per Alba perché se l'era portata bene su. Esce Del Pizzo, entra Urio nelle file dell'Italian Coffee. Adesso Alba con il destro, prova ad andare via la marcatura, il tiro su Foti, palla che termina fuori e c'è il calcio d'angolo. Si lamenta Pozzo, ma la deviazione è stata del suo compagno, il numero 3 Foti, e quindi ora sarà calcio d'angolo per l'Italian Coffee. Mancano 2 minuti. 2 minuti esatti ci separano dal termine di questa partita e 4 falli per Genova e 2 falli per l'Italian Coffee. Petrarca. Qui l'Italian Coffee, ricordiamo, nelle 5 partite giocate, questa è la sesta. Nelle 5 partite comunque giocate in casa aveva raccolto 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, invece in trasferta 5 sconfitte. Il tiro di Dudu Costa, parata di Pozzo. Dicevamo appunto in trasferta 5 sconfitte su 5 gare giocate, anche se la potenza, diciamo, e la forza degli avversari era indubbiamente
più alta o comunque avversari molto più difficili di quelli affrontati in trasferta. Palla di Alba alla ricerca di Moretti, altra occasione, altra parata di Pozzo precedentemente. Moretti rimette questo pallone lungo che Pozzo può intercettare, poi va a calciare, la palla però tocca il soffitto del Palagozzano e quindi sarà rimessa laterale per l'Italian Coffee, che cambia ancora Rivera al posto di Cividini. Cividini provato, prestazione molto fisica la sua, ha bisogno adesso Rever di dare un po' una svolta alla partita, manca sempre meno, manca troppo poco. Dudu Costa cerca Alba, Dudu Costa trova Rever, C'era un mezzo fallo qui, Alba adesso ancora con il numero 7, giocata difficile, strana. Adesso il gioco è tutto nella metacampo dell'Italian Coffee, la palla nel mezzo, Titon ha provato in scivolata, Moretti ora può far ripartire i suoi. Adesso Urio, altra occasione c'era stata per Genova, occasione importante. Sì, adesso Rever per Alba, Alba, pallone buono per Rever. Dudu Costa vistosamente trattenuto, chiede il fallo. Sì. Questo è rigore. Sì, ed è rigore. Questo è rigore. È rigore plateale la trattenuta. No, assolutamente, anzi ravvisata plateale la caduta. Ravvisata plateale la caduta di Dudu Costa, che viene anche ammonito. Questo non è rigore, ma riparte il gioco di Genova. E quindi c'era vista una vistosa trattenuta, ma forse è caduto in maniera troppo facile Dudu Costa e quindi il direttore di gara l'ha anche ammonito per aver appunto simulato. Però comunque scusate, in aria stanno facendo diverse trattenute Genova, quindi in realtà è già tre interventi che ci poteva essere anche un fallo. Poteva essere un episodio chiave, poteva essere la porta girevole di questa partita, l'intervento di Lombardo, anzi di Luft, se non erro, precedente, insomma. Comunque sia, nulla di fatto, riparte allora Genova, 1:16 sul cronometro, adesso ha cercato Juanillo, prova fisicamente a tenere lì, ci riesce, poi il triplo intervento, anzi doppio, ravvisato ora un fallo, Rever protesta molto Rever con il direttore di gara, però se questo è fallo, quelli che fanno a Cividini non so che cosa dire. Aveva usato il fisico Juanillo per proteggere questo pallone, adesso a colloquio con l'arbitro Luft, Dudu Costa e Titon. È tempo di time out. Richiamati nella loro panchina Titon e Luft a colloquio con l'arbitro. Stavano conversando. Ora vediamo un po' cosa va a succedere nelle panchine. Sì, in questo momento potrebbe essere decisivo quello che dicono il mister. 1 minuto e 07 è poco, però ricordiamoci insomma che nel futsal tutto può succedere. Sì, 1 minuto è tanto o poco a seconda delle situazioni. Sicuramente una seconda frazione di gioco veramente movimentata. Sono arrivate anche qui le reti importanti, però adesso resta la parte più importante, resta il succo della gara. O tutto o niente, un dentro o fuori, un punto sicuramente, vada come vada, però non risolleverà la situazione di classifica di nessuna delle due compagini. C'è bisogno di vincere sia per la squadra di Lombardo che per la squadra di Giampaolo. Quindi 1 minuto per la verità, ecco, per capire chi ha più fame tra queste due formazioni. Sì, in 1 minuto succedono tantissime cose nel futsal, vediamo. Adesso Pisetta, il numero 8 sul punto di battuta. Sembra che vogliono provare il tiro diretto. Proverà quindi forse la conclusione. Pisetta con il destro va alla bomba. Palla che però si spegne sul fondo. Moretti non deve nemmeno intervenire. Ora non bisogna fare errori nel possesso di palla e cercare di essere più efficaci possibili. Se capita un'occasione bisogna buttarla dentro. Diventa tutto molto decisivo allora Moretti, la palla in avanti per Cividini, ma Luft colpisce con il sinistro e la manda alle stelle. Petrarca giocherà col portiere avanzato, quindi in questo momento si sta preparando per giocare con gli ultimi minuti con un portiere di movimento e quindi provare a giocare in superiorità numerica. Allora questa è l'idea di mister Giampaolo. Nel frattempo, tornando al campo, Alba cerca per De forse morbido su questo pallone, troppo morbido De su questa palla. Regala il possesso di nuovo a Genova mentre mancano solamente 48 secondi.
Sì, l'atteggiamento comunque di mister Giampaolo fa vedere comunque che il Petrarca deve vincere questa partita, deve provare a vincerla. Titone in avanti per Juanillo, Juanillo muove questa palla, Juanillo ancora, se l'è allungata troppo e quindi sarà rimessa 37 Petrarca. secondi. 37 secondi. Però che grinta Juanillo, si legge nei suoi occhi sicuramente. Adesso Petrarca deve provare a uscire da questa zona e Genova deve provare a tenere lì. Interviene pallosamente Pisetta e qui Alba scivola e come. Guarda cosa ti dico, guarda, siamo al quinto fallo. Siamo al quinto fallo, Quinto fallo, sono 3 invece quelli per l'Italian Coffee, ma il dato importante sono quei 5 lì, quel numero 5 sul tabellone. 28 secondi al termine, c'è bisogno di un guizzo finale. C'è bisogno di un guizzo finale per l'Italian Coffee. Tensione nell'aria anche sugli spalti. Il presidente Morlino, che già in settimana aveva dichiarato insomma di cercare prestazioni importanti, che poi magari adesso col mercato imminente sarebbe arrivato qualche cambiamento, anche se sarebbe servita una seconda parte di stagione veramente fenomenale per cercare diciamo di sollevare un pochino le sorti, anche se come dicevamo prima classifica non troppo lunga e quindi tutto è possibile sia per Genova che per l'Italian Coffee. Sicuramente questa partita poteva avere un risvolto differente, è andata così e adesso cerchiamo di vedere cosa succede. Vediamo Alba in avanti, manca l'aggancio Cividini, fa valere ancora una volta i suoi centimetri e il suo peso, però questa volta non è sufficiente perché la palla scorre. 21 secondi sul cronometro. Pozzo, autore di un'ottima prestazione con le mani a ricercare Juanillo. Juanillo prova a girarsi, lo fa con il tacco, la mette dall'altra parte per Titon Moretti. Questa volta questo intervento non sappiamo come finirà, ma questo intervento pesa come un macigno. Il grande intervento di Moretti, i più grandi complimenti a Moretti. Come se fosse un gol questo. Questo è un grande intervento veramente, è intervenuto Moretti per mantenere questo 3-3 quando mancano 14 secondi. Ha fatto valere tutta la sua bravura e tutta la sua esperienza. Ora in avanti Genova con Titon, prova a saltare Dudu Costa, 6 secondi la partita finita. Entrambe le squadre lo sanno probabilmente. Il tiro di Pozzo lungo, Juanillo fermato, sirena, finisce qui. Italian Coffee Petrarca 3, CDM Futsal Genova 3. È finita la partita al Palagozzano. Peccato perché in realtà il Petrarca meritava un pochettino di più. È stata anche Genova un'ottima compagine, hanno giocato molto bene, però peccato perché il Padova oggi meritava i 3 punti. Decisivo sicuramente l'intervento sul finale di Moretti, che si è steso e ha fermato questo risultato sul 3-3. Partita quindi che termina con un punto a ciascuna. Sicuramente 7 punti, i 6 precedenti più quello di oggi non risolleveranno di chissà quanto la situazione di Genova, e sicuramente gli 8 punti, 7 punti precedenti più quello di oggi non faranno insomma la differenza immediata nella classifica dell'Italian Coffee. Però un 3-3 che regala qualcosa a entrambe le formazioni e testa sicuramente ai prossimi impegni con sicuramente orgoglio per le due compagini. Complimenti ai 2 portieri e a tutti i ragazzi, perché comunque la partita è stata un'ottima partita. Bravi i 2 portieri, perché in realtà questo risultato è anche merito loro soprattutto. Prestazione veramente ottima di entrambi gli estremi difensori, sia per quanto riguarda CDM Futsal Genova che per quanto riguarda l'Italian Coffee, che adesso entrambe le formazioni vanno dal pubblico del Palagozzano a raccogliere un applauso che è sincero, perché entrambi ci hanno provato. La faccia dei giocatori dell'Italian Coffee dice tutto, però sbuffano in continuazione, e invece Genova, insomma, sono abbracci e sorrisi quelli che sta regalando in mezzo al campo. Ecco, si può capire bene cosa è successo. Sicuramente grande prestazione, non ci stancheremo di dirlo, degli estremi difensori. Sicuramente prestazione pazzesca. Salutiamo il pubblico. Ringraziamo per essere stati all'ascolto e per aver visto questa partita. Alla prossima avventura per la Serie A di calcio a 5.